Sì, è veramente finita. Sono molto emozionato perché avevo un po' di timore che fosse qualcosa che non andava, invece è andato tutto alla perfezione. Sono le prime parole raccolte al Rompete le righe con il presidente sezionale finalmente sollevato dopo un anno di preparazione alla Triveneta Alpina, che comunque è sempre una sfida impegnativa. Iniziata venerdì con il ricordo delle portatrici carniche e proseguita sabato mattina con l'alzabandiera ufficiale, lo sfilamento delle autorità e l'omaggio al monumento alpino e al sacrario ai caduti di Timao. Poi la cittadinanza onoraria di Tolmezzo all'Anna Nazionale, i cori e domenica la sfilata del terzo raggruppamento che ha significato gestire 30.000 persone. Preziosi consigli arrivati da chi aveva passato la stecca, ovvero Vittorio. Se non era in Trovigna non so se ce l'avrei fatta, perché veramente ogni volta e qualvolta che avevo qualche problema gli telefonavo: Francesco, come devo fare, come non devo fare, e lui tranquillo mi spiegava: devi fare così. L'ennesima dimostrazione di affidabilità in tutti i campi, dalla gestione degli eventi alla sicurezza, dall'ospitalità alla viabilità, che hanno portato a ribadire i concetti fondanti dello spirito alpino. Io mi sono commosso perché ho capito che allora i nostri valori, anche nel secondo centenario, possiamo continuare a portarli avanti perché la gente è con noi. Da ieri la stecca è nelle mani di Asiago, peraltro già all'opera per la Triveneta 2020. Abbiamo un impegno piuttosto oneroso da portare su quell'altipiano che ormai siamo collaudati a queste cose. Porteremo quella stecca su quel luogo sacro degli alpini dove c'è stata la prima adunata nazionale, su quella colonna con la scritta "per non dimenticare". Questa giornata Triveneta cosa devono insegnare ai giovani? Devono insegnare cosa vuol dire gli alpini, cosa vuol dire fare almeno 6 mesi di militare a dire signor sì. Sanno cos'è la vita di guarnigione.